Beh, per essere il 7 di dicembre non pensavo di trovare tutte queste macchine. Dovete sapere che sono un tipo tendenzialmente intollerante e alcune cose mi stanno proprio sulle balle. Una cosa tra tutte è cominciare un qualcosa e non portarla a compimento. Proprio per questo oggi siamo ancora al parcheggio delle case Bortot, un parcheggio in cui abbiamo sostato parecchie volte. Sì, ma quante volte? La terza volta che siamo venuti siamo andati su per di lì e siamo andati alla Casera ai Pez. Se vi interessa e non l'avete visto, qui vi metto il link al video. La prima volta che siamo venuti da queste parti siamo andati al bus del Buson e al villaggio neolitico, e su quella panchina là, che era girata al contrario, c'era anche il nostro amore Pimpinea, che ormai non c'è più. Anche qui vi lascio qui il link al video se non l'avete visto. Guarda che salto. Guarda qua, una tribù de talpe. Guarda, talpe. Tutte qua. Qua ci dovrebbe essere la fontanella di legno a forma di delfino, ma a quanto pare d'inverno non è operativa. Vabbè, andiamo avanti stesso, acqua che ne avevamo. Ed è proprio da sopra il ponte del Mariano sul fiume Ardo che Fiossi vi diamo il benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a saldare il conto con la Casera Medassa. Sì, ovviamente scusatemi la lunga introduzione, ma non volevo obbligare nessuno a vedere tutti gli altri video, ma siccome negli altri video c'è più o meno il tragitto per arrivare fino a qui al ponte, se volete potete guardare gli altri video. Nel frattempo posso dirvi che questo ponte qua è intitolato al signor Mariano. Il signor Mariano è un bambino che è stato trovato nel 1829, mi pare, se non sbaglio, ma tanto vi lascerò sempre qua su in cima un bel link all'articolo del Gazzettino che racconta la storia. Niente, un bambino trovato abbandonato, preso in affidamento da una famiglia qui di Bolzano Bellunese che viveva in una casera qua dietro, agricoltore, cacciatore. L'avevano soprannominato Agricola Guardiano, cioè chiamato Agricola Guardiano, soprannominato Mariano, e questo è il ponte che ha preso il suo nome. Adesso noi saliamo su per di qua e andiamo verso Casera Medassa. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Dal ponte per il momento si prosegue sul sentiero 501 che porta anche al rifugio Settimo Alpini. Benvenuti nelle Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale. Allora, mio amore che si riposa al sole con un bel fiorellino. La seconda volta che siamo venuti da queste parti, arrivati a questo bivio, erroneamente abbiamo girato a sinistra seguendo la traccia del sentiero che doveva portare comunque alla casera, ma il sentiero era completamente devastato
Infatti quella volta ci siamo arresi e siamo tornati indietro. Questa è una motivazione per la quale siamo venuti oggi. Adesso, arrivati qua, lasciamo il 501 e prendiamo il 507. Cavolo, mi sono dimenticato, ovviamente qua su link al video al primo tentativo del raggiungimento di Casera Medassa. Sempre 507 e non si sbaglia, si spera perlomeno. Lì sotto scorre il Rio Fret, che è un affluente del torrente Ardo. Qua sopra c'è il Monte Serva, quello lì in cima è il Monte Zervoi, che teoricamente dovrebbe esserci stati da quelle parti, partendo dalla conca di Caiada. Non lo so, nel dubbio vi lascio il link qua, andate a vedere anche quello. E qua adesso ve lo dico. E quella lì è cima Tanzon, e dietro da quelle parti, nascosto dagli alberi, ci dovrebbe essere anche il Monte Pelf. Non so se prima o dopo riusciremo a vederlo. Chissà che razza di botto che hanno fatto queste rocce quando si sono staccate dall'alto e sono venute giù. E anche qua è un po' preistorico come passaggio, oserei dire. Guarda che roba. Oltretutto qua ci dovrebbe essere acqua, ma anche l'altra volta che siamo venuti non c'era, quindi probabilmente la falda è asciutta da un pezzo. Il sentiero dalla partenza fino adesso, ma presumo fino all'arrivo, è tenuto molto bene. Tutti gli alberi sono stati tagliati e nei punti un po' più meno simpatici, un po' più meno, va bene, ci sono anche i corvini, quindi mi sembra del tutto safe. Un'oretta e mezza dal parcheggio, arriviamo qui al bivio. 507 prosegue il Palazza, che volendo girando poi attorno si arriva alla Medassa, ma noi prendiamo il 511 e andiamo su per di qua. Oh, fa il bosco, si apre un po', guarda la foschia in pianura, Monte Serva. E comunque, se già al bivio avevo qualche dubbio, questa radura me l'ha tolto. Questa è esattamente la quinta volta che siamo da queste parti e la terza volta che proviamo ad andare a Medassa. La seconda eravamo insieme con Giulia, Riccardo e Corrado e la Lola, la cagnetta della Giulia. Arrivati qua eravamo tappezzati di zecche e quindi abbiamo dovuto abbandonare la sfida, ma adesso è praticamente inverno, quindi zecche non dovrebbero essercene e comunque siamo chiusi, che più chiusi non si può. Qua ci dovrebbe essere esattamente la congiunzione che da Casera Palazza scende e di su si va al Medassa. Non dovrebbe mancare tantissimo. Allora, qua c'è il video, ma questo qua è quello che indica la discesa. Se fa la foto davanti, Sti cartelli qua l'ultima volta non c'erano, sono nuovi di pacca. Andiamo su. Adesso abbiamo trovato qua il signor sotto là che se stava sito già era meglio. Gli ha detto alla Consuelo, ma adesso da qua, perché c'è ancora tanto che tira, è ancora lunga, ma vedremo. Scusate, ma sto pino, com'è che si chiama quella che faceva le statue
con i fiancotti. Botero, questa qua è l'abete di Botero. Figo, hai visto una roba del genere? Poca distanza dal bivacco salendo si trova anche questa timida fonte d'acqua, quindi se serve il bivacco stiamo salendo è super di là, quindi non mancherà tanto al bivacco e qua c'è una piccola fonte d'acqua. Cioè sì, qua non finisce più, tanto da sotto vi faccio vedere, da quella parte là dovrebbe essere Belluno, Cusighe, Cavarzano, insomma sa che è l'ultima volta che vedete la Conso sul canale perché si è un po' incazzata sto giro, mi ho fatto fare troppa strada, poretta. Cioè è assurdo, quando ormai stavo per perdere le speranze anche stavolta siamo arrivati a questo bel bivio con un po' di cartello Medassa. Questo qua è il cartello scritto non si sa da chi, che indica, diciamo, la variante che teoricamente taglia, ma se tanto mi dà tanto è quella che la prima volta abbiamo provato a fare e era entrata la frana, mi sa che ci toccherà tornare indietro da dove siamo venuti. Ma ero qua che pensavo che si sbira, ma quanto cacchio ci vorrà ancora per arrivare al bivacco. Giro la testa, pam, era il bivacco Medassa della serie non c'è due senza tre, e il quarto viene a sé e il quinto non si sa, ma hai paura, testa alta, tega dura. La pazienza e la virtù dei forti, insomma tutti i detti che volete. Siamo arrivati al bivacchetto. La Conso ha detto: ma come, tutta questa fatica per quella cagata là? Ah, baracca, non cagata, va bene, è un bivacco, adesso andiamo a vederlo. Amore, che abbiamo fatto anche questa. Sì, amore, ha detto non venite troppo lunga. E andiamo a mangiare il brodo. Andiamo a mangiare il brodo, via. La Consuelo che si arrende all'ultimo. 5 km e mezzo, 850 metri di dislivello, 3 ore e un quarto. Siamo arrivati al bivacchetto Medassa, sotto a sta roccia qua. Qua ci sono due bellissimi corni di cervo che mi farebbero una voglia di portarmene a casa almeno uno, ma non si fa. Se sono qua, qualcuno li ha lasciati qua per un motivo. Gli amici del CAI di Belluno dedicano questa modesta opera e via andare. Andiamo a vedere cosa offre il bivacco Medassa. Guarda qua. Bene, cominciamo con una bella finestra sfondata, ok, una porta che fa fatica ad aprirsi, solito portare a valle i rifiuti, pim 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 pum pam, e praticamente guarda che roba, proprio tetto fatto di roccia una parte, un'altra parte fatta di legno, c'è una stufetta economica, un doppio tavolato per provare a dormire, anche se questo qua è un po' sfondato. Qua ci sono alcune foto, un ricordo di qualcuno, tavola, panche, contiene il libro del bivacco. Vediamo se è vero, qua dentro ci sono anche un po' di coperte, falce, sega, una griglia, scopa da usare per pulire, e effettivamente sarà perché è poco frequentato, ma straordinariamente questo bivacco è tutto sommato pulito. Sopra qua che abbiamo solite robette che qualcuno lascia, e vabbè. Beh, vi dirò che non è malvagio. Non è malvagio. Adesso vediamo di mangiare qualcosa. E che cosa offrirà mai la cucina del bivacco Medassa? Un'ottima zuppa toscana
pronta, che impreziosiremo con una bella luganega e un po' di pancetta spadellate a casa. Ah no, anche massa. Sapete cosa? Avrei voluto scrivere sul libro del bivacco, ma sfortunatamente non ho trovato la penna e quindi ho deciso che sarà un altro pezzo da aggiungere alla mia dotazione da escursione. Una penna da tenere nello zaino che non fa mai male. Metti che serva anche per mandare un biglietto con un piccione viaggiatore, con una penna per scriverlo. Era qua. Pentolino bello pulito. Com'era? Decente la zuppa? Molto buona, calda. Sì, calda, decente. Con la salsiccia c'aveva il tocco in più. Qua in fianco c'è un super mega recupero di acqua piovana che, come all'interno del bivacco, te lo raccomando, perché effettivamente dentro c'è un po' di odore di stantio, di muffa qua e là, però in caso di emergenza. E sopra là, guarda là deve essere un nido, guarda, che l'hanno riempito con un po' di muschio qua e là, probabilmente qualche uccellino ci ha fatto il nido. Adesso mi sa che qua neanche il tempo di mangiare, che ci tocca ripartire perché qua il sol magna ore e sono già le 2:30 del pomeriggio. Se tanto mi dà tanto ci mettiamo un'altre 2 ore qualcosa a scendere, arrivo in macchina che sei 5. Quindi adesso chiudiamo qua bivacchino Medassa, 1340 metri di altitudine, allora là. E sì, vi dico, venire qua appositamente per farci la notte anche no, perché insomma è quello che è. Però se serve in caso di emergenza ci si adatta anche bene. Quindi mi sa che cosa facciamo, amore? Chiudiamo il video qua? No, voglio cioccolata. Vuole cioccolata? Ah sì, tiro fuori una stecchetta di cioccolata adesso. Va bene, dai. E facciamo che chiudo il video qua. Fiosse e Fiossi, vi lascio tutte quante le informazioni alla fine, solita roba, soliti discorsi. Il rientro si potrebbe fare con la variante che vi ho detto prima, giù per di là, ma non ci fidiamo perché non sappiamo come è messo il sentiero e onde evitare di poi dover tornare indietro a metà, torniamo giù per la stessa strada della salita. Quindi Fiosse, Fiossi, vi ringraziamo per averci seguito in questa escursione. Avete visto, alla prima volta non ci siamo riusciti, alla seconda neanche, alla terza sì, quindi mai abbandonare le speranze. Ci vediamo in un prossimo video, ciao!